che il mondo sconosce. Picciotti, che il mondo veramente sconosce, bel posto che abbiamo qui in Sicilia, effettivamente, picciotti, che non è valorizzato della situazione, in quanto mai purtroppo le bellezze della Sicilia si fanno vedere. Qui ci troviamo a Pergusa, questi sono tavoli in quanto mai, diciamo, effettivamente che qui si fa arrusta e mangia, periodo effettivamente di relax totale, una scala antica fatta, costruita dell'azienda del corpo forestale, dove tante persone qui vengono, si fa tavolate, si arrusta e si mangia, picciotti. Incredibile, posti meravigliosi. Girando abbiamo i barbecue fatti artigianalmente, veramente con il colpo e con la mente di tutti della forestale, picciotti. Guardate, si arrusta e si mangia, si arrusta ed eccoci il tavolino. Qua un grandissimo parco, ci volesse tanti video per farlo. Qua è un vivaio. È la cosa spettacolare che il mondo sconosce, picciotti. Il mondo sconosce, effettivamente faccio vedere una cosa meravigliosa, che un quercio fatto a sedile, impressionante, gigantesco. Guardate che spettacolo, picciotti, che il mondo va a suonare una cosa di questa, guardate. Guardate, picciotti, e qua c'è l'addestramento dei pompieri forestali quando fanno le prove. Guardate che guardate, spettacolo, picciotti, che il mondo sconosce. Un tronco antroncato che c'è un sedile bello e pregiato. Guardate, picciotti, questo parco è grandissimo. Ci volesse, diciamo, tanti video per fare, diciamo, vedere tutta la bellezza di questo parco, che veramente si sconoscono tante cose, perché sono cose che uno deve far vedere, ma un video dura poco. Va bene, faccio vedere a occhio nudo perché abbiamo solo pochi secondi. E là avete visto all'inizio c'era Pergusa, lago Pergusa, dove è corruta la Formula 1, e qua abbiamo, picciotti, la meraviglia della Sicilia. Qua siamo, guardate che spettacolo che c'è, spettacolo e spettacoli. Un abbraccio da Re dello Zenzo. Picciotti, che il mondo sconosce, veramente. Bellezza naturale della nostra bella Sicilia e la bella realizzazione del nostro settore, dell'azienda forestale e del corpo forestale. Per lo svago, pure per i bambini, guardate che cosa c'è. Qui siamo a Pergusa, dove c'è questo bellissimo panorama, un grandissimo vivaio, grandissimo, perché ci vuole tanto di filmato per inquadrare tutte cose. E come all'esterno abbiamo il lago di Pergusa, effettivamente che il mondo sconosce la realtà della nostra bella Sicilia. Il cancello è chiuso, non posso far vedere effettivamente quelle che dovrei far vedere. In sostanza qui ha corruto la Formula 1, picciotti. Qui c'è l'entrata, c'è qualcuno che fa attività fisica, là sotto c'è il lago, c'è il lago. In sostanza, picciotti, qua è la bellezza naturale. Guardate, picciotti, qua siamo Pergusa Enna, grandissimo parco all'interno di Pergusa, che forse non esiste in qualsiasi mondo virale. Purtroppo non è, siamo in Sicilia, non è valorizzato per quanto la bellezza sia naturale di questo posto. Veramente, magari c'è un posto più scarso di questo e magari è più valorizzato,
però qua è attivo e vi invito a venire di questi meravigliosi posti dell'entroterra dalla Sicilia. Effettivamente là sopra, come faccio vedere, ci sono i tavolini per assettare e mangiare, c'è arrosto e mangia, c'è il barbecue. In sostanza è un posto grandissimo che veramente che aveva un cuore veramente a fare dei filmati, tutto un verde. Guardate picciotti, guardate che bellezza naturale, guardate, guardate. La natura, la natura, la natura, veramente picciotti. La natura è bella. Picciotti, ora è doveroso fare questo formato della nostra bella natura, veramente. Qui siamo a Pergusa, dove il mondo sconosce e della bella aria che esiste. Per fare questo video ci vuole tanti video. Guardate picciotti, bello, bello per davvero. Che il mondo sconosce veramente. Abbiamo pure un parco dei bambini, guardate. Giochi che si fanno, guardate, guardate. Guardate. Parco dei bambini, se ne giriamo per inquadrare ci vuole. È bella atmosfera di verde qua. Guardate. Allora, guardate il spettacolo, picciotti. I tavolini che si mangia, ma la cosa meravigliosa è il lago di Pergusa. Guardate. Picciotti, questa è la pista, lago di Pergusa, che il mondo sconosce, veramente, dove ha corruto la Formula 1 e qua venne pure Schumacher, veramente.